Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 21 maggio. Le lavoratrici che operano all'IPAB non hanno di che preoccuparsi in vista della scadenza del contratto, hanno ribadito il presidente di IPAB Antonio Serraino e il vice direttore Alessandro Scarpa. Al termine del contratto ci sarà una proroga sia che si decida di andare a gara sia che si decida di internalizzare il servizio, sottolineano, ricordando che di ciò i lavoratori erano stati informati durante un incontro che si era tenuto tra cooperativa e personale della stessa alla presenza sia del presidente che del vice direttore. La decisione del percorso che IPAB intende intraprendere, servizio internalizzato affidato a cooperative esterne, spetta al CDA, ma oltre alla certezza della proroga, la stessa cooperativa Promozione Lavoro, di cui sia i dipendenti che la stessa IPAB sono soddisfatti, durante lo stesso incontro hanno evidenziato che anche nel caso in cui IPAB decidesse per la gara d'appalto e la cooperativa la perdesse, alle lavoratrici attuali verrebbe trovata comunque un'altra collocazione. La dirigenza di IPAB è quindi stupita del fraintendimento che sembra essere sorto. Come sembra essere sorto un malinteso riguardo l'incontro che si sarebbe dovuto tenere ieri con il personale della cooperativa, disdettato alle 8:13 con un messaggio WhatsApp. L'ente aveva avvisato con mail i vari sindacati dell'impossibilità di parteciparvi, rendendosi disponibile per fissare a breve un incontro, scegliendo come giorno il prossimo 27 maggio, giorno questo in cui era impossibilitata Federica Bonaldo di Will FPL, la quale aveva dato una rosa di altre date disponibili. Per l'incontro IPAB ha quindi scelto quella più vicina, il 28 maggio prossimo. Alla riunione che si doveva tenere ieri non sembra però che tutti i sindacati siano stati invitati. Quelli che nulla sapevano sono stati chiamati in causa dalla disdetta dell'ente. I lavoratori e le lavoratrici che stanno operando in IPAB grazie alla cooperativa Promozione Lavoro avranno quindi il prossimo 28 maggio un ulteriore momento di confronto in cui si potranno chiarire i numerosi dubbi ed essere rassicurati sul fatto che ora non è necessario cerchino un'altra occupazione. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul super bonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il super bonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su super bonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Carissimo Mauro, caro sindaco del comune di Chioggia, ti leggo 2 righe che mi ha mandato una signora in stato interessante. Scrivo in merito a una situazione davvero spiacevole successa sabato sera in zona Murazzi. Sono in gravidanza, quasi al 7° mese, e ho fatto la richiesta per il permesso speciale per poter parcheggiare anche negli spazi blu della SST. Ho già un regolare permesso per parcheggiare da residente nella zona, eppure sabato sera sono arrivato a casa e non ho trovato solo un posto. Il parcheggio riservato solo ai residenti, solo in maiuscolo, era pienissimo di auto senza permesso e c'erano ragazzi e ragazze che bevevano vicino alle auto. Qualcuno faceva pipì nelle siepi. Ho fatto 2 volte il giro completo della via e del lungomare prima di provare a chiedere ad uno dei ragazzi se poteva spostare la sua auto per lasciarmi il posto, sottolineando che quello sarebbe stato il diritto riservato ai residenti. E mi è stato riso in faccia. Dicendo che tanto la polizia non fa niente, a quell'ora erano le 23 e che non c'erano cartelli. Il cartello c'è, comunque, per chi c'è in evidenza. Ho chiamato la polizia locale, scrive questa signora, che mi ha detto di non avere nessun consiglio da darmi, che c'era una sola pattuglia in servizio, e qua dice altre cose, e mi ha detto che più tardi sarebbero passati, ma che nel frattempo avrebbe dovuto arrangiarsi e che dovrebbe essere il sindaco a mettere una sbarra dedicata ai soli residenti.
qua dice altre cose, ma diciamo per sintesi, ecco. Allora, caro Mauro, visto che sei incapace di amministrare questa città, e io ribadisco che sei il peggior sindaco che questa città abbia avuto da quando c'è l'elezione diretta del sindaco, ma detto questo, non sono io che te lo consiglio, io sono l'ultimo di Pirla, ma la stessa polizia locale dice ai cittadini: noi siamo sotto organico, non ce la facciamo a fare tutto, metti una sbarra. Cosa ci vuole a mettere una sbarra? Chiami il dottor Vincenzo Viapiano di SST, i soldi l'SST ce li ha, a mettere una sbarra quanto costerà? 10.000 euro, 15.000 euro, ed è finito il problema. Quanto ci vuole per fare questa cosa qua? Ho capito che è meglio farsi le foto con i cagnetti, con gli animalucci, che tu sei amante dei cani, degli animali, tutte ste cazzate, cagate che scrivi in continuazione. Mi dicono, perché non ti guardo, che stai diminuendo i post su Facebook. Come mai? Forse arrivano troppe critiche? Ecco, allora svegliati, prima che qualcuno ti manda a casa, perché prima o poi andrai a casa, non credo che tu finirai questo mandato e sarà una liberazione di questa città. Prima di andare a casa, fai almeno questo. Ecco. Avrei altre cose da dire, ma ce le riserviamo per i prossimi interventi. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Sta registrando già, stiamo attenti. Vedo che anche questa volta un sacco di persone sono venute, complimenti per questo servizio molto importante. Sì, l'associazione Cuore Amico che organizza questi screening gratuiti alla popolazione. Questo è il terzo del 2024, di solito ne facciamo quasi una ventina, tra Chioggia, Aspromarina e circondari. Si misurano glicemia, pressione, aritmie, colesterolo, insomma dei parametri legati alla cardiologia. Dopo questi vengono visitati dal cardiologo primario, dottor Valle, o del diabetologo Pariga, e io in persona, personalmente poi faccio delle statistiche di questi dati per fornire a cardiologia tutto. Ecco, lo facciamo con... Ogni tanto solo che capita qualcuno che ha i parametri un po' fuori. Succede, già anche stamattina siamo arrivati a un paio di casi e il primario che ha visto la scheda li ha invitati a presentarsi già mercoledì in ospedale per degli accertamenti. Oggi siamo arrivati a più di 250 persone sottoposte a screening e contiamo fino a mezzogiorno di arrivare quasi a 300. Poi, cardiologia è il nostro punto di riferimento per l'associazione Cuore Amico di Chioggia, che quest'anno compie il 20ennale, i 20 anni dell'associazione, della fondazione. Complimenti caro. Grazie a voi, grazie a te Andrea. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. IODA siamo disponibili a confronti diretti con privati o professionisti su qualsiasi argomento, se hanno dubbi, se hanno richieste particolari, anche direttamente sui vostri filmati, sul vostro canale Chioggia Azzurra. La democratizzazione dello spazio attraverso la conoscenza e la diffusione della cultura spaziale è il tema centrale di 5 appuntamenti di anteprima del Festival delle Idee, parte di Space Meeting Veneto 2024. L'assessore regionale all'agenda digitale ha sottolineato l'importanza di questi eventi che vedono la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale per far riflettere sul presente e disegnare scenari futuri. La rassegna è stata inaugurata da Stefano Mancuso, scienziato di fama mondiale e docente all'Università di Firenze, che ha rivoluzionato gli studi sull'intelligenza delle piante raccontando il loro comportamento in assenza di gravità.
Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, ha poi illustrato l'importanza della nutrizione e della preparazione fisica per il benessere psicofisico degli equipaggi spaziali. I prossimi eventi saranno sempre a ingresso gratuito e si terranno mercoledì 22 maggio alle 14 il futuro della scienza con Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica dell'ESA, alle 15:30 viaggio nel rapporto tra alimentazione e vita con Stifo Polato, cuoco per gli astronauti, alle 16:30 intelligenza artificiale e innovazione tecnologica con David Orban, esperto di tecnologia globale. Space Meetings Veneto, promosso dalla Regione Veneto e dalla rete innovativa regionale AIR, riunisce i principali operatori globali dell'economia spaziale dei settori tecnologici emergenti per discutere degli sviluppi delle applicazioni nelle applicazioni satellitari, tecnologiche, innovativi, supply chain e investimenti. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Vi ricordo che la farmacia di turno oggi, martedì 21 maggio, è la farmacella Navicella in Viale Mediterraneo Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio, se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chiogiazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Se volete seguiteci anche su X.